Discarica di Siculiana ancora ferma, chiusa e non aprirà i cancelli in tempi brevi. Almeno questo sembra l'orientamento della regione, che ha deciso per il momento di non autorizzare il conferimento dei rifiuti nel sito dei fratelli Catanzaro. Autorizzazione che invece il governo Musumeci, per fronteggiare l'emergenza, ha dato per la discarica di Lentini nel Siracusano. Così il comune di Agrigento, ma anche Favara e tanti altri comuni della provincia hanno ricevuto l'ok da Palermo per depositare l'indifferenziato nella discarica della cittadina retosea. Perfezionati i contenuti della convenzione, si parte, ha assicurato l'assessore di Palazzo dei Giganti, Nello Amel, che si è affrettato a precisare: se non avessimo avviato la raccolta differenziata, questa operazione ci sarebbe costata 260.000 euro al mese. Invece il costo, dovendo effettuare la trasferta dei mezzi solo una volta a settimana, si riduce del 25%. Dunque la situazione è destinata a normalizzarsi, anche se il sacrificio economico, seppur ridotto, inevitabilmente ci sarà. E intanto, in attesa che l'emergenza rientri, ad Agrigento non si placano le polemiche legate alle strade sporche e al decoro che lascia a desiderare. E così per martedì prossimo imprenditori, commercianti e residenti di San Leone incontreranno il sindaco Firetto. L'appuntamento è davanti al comune per manifestare il disagio e l'insofferenza, tenuto conto che la stagione balneare è di fatto iniziata. È a Leccato un turista ha deciso a lasciare l'albergo senza pagare perché la città è troppo sporca, ma l'alterco è degenerato in aggressione, vittima un'albergatrice che sarebbe stata aggredita da un uomo della Lombardia. La donna è finita al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso a bordo di un'autoambulanza del 118, sul posto anche una volante del commissariato di polizia. I titolari dell'albergo stanno adesso valutando la possibilità di denunciare l'uomo, il quale a suo dire avrebbe dovuto essere avvisato delle condizioni in cui versa la città di Licata.